Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Insensibile alle atrocità commesse, si aggrava la posizione del minorenne coinvolto nello stupro di massa di Palermo. Dopo i video postati su un social, si riaprono per lui le porte del carcere. Continuano nel frattempo le manifestazioni di protesta di associazioni cittadini. Il prefetto annuncia: attiveremo un tavolo con il comune, ma serve un cambio culturale. Io non sono carne, si mobilitano in rete i personaggi della politica e dello spettacolo contro la violenza sessuale. Un'intera città ha voluto dare l'ultimo saluto a Natale Bruno, il nostro collega scomparso prematuramente e improvvisamente 2 giorni fa. I funerali si sono svolti nella chiesa madre di Mister Bianco, un cronista di razza che non ha mai dimenticato di essere un uomo, il ricordo degli amici e dei colleghi. Lacrime e rabbia per la morte del piccolo Mohamed, tumulta a Favara, nell'Agrigentino, la salma del bambino ivoriano di 1 anno e mezzo morto nel corso di un recente naufragio al largo di Lampedusa. Presente al rito funebre anche la giovane mamma straziata dal dolore. Primavera giornata di controesodo sulle strade siciliane. In uno degli ultimi giorni di caldo intenso, code e rallentamenti in autostrada, attese anche di 2 ore agli imbarchi dei traghetti. Cabine telefoniche, la fine di un'epoca. Dopo 70 anni verranno smontate anche in Sicilia, le ultime ancora funzionanti, e c'è chi le ricorda già con un pizzico di nostalgia. A Marsala il sale si raccoglie di sera, una lunga tradizione che si rinnova nelle oltre 100 vasche, cuore dello Stagnone, tra memoria e turismo. Massimo Ranieri, tra i templi di Agrigento, 4.000 applausi per il suo I sogni ancora in volo tour. Calcio, il Palermo vince 5-1 nell'amichevole contro il Melita. In casa Catania, 1 settimana dall'avvio del campionato di Serie C, siamo stati allo stadio Massimino, che sarà consegnato in tempo per la prima di campionato, che vedrà opposto i rossazzurri al Crotone. E come dicevamo dai titoli, insensibile alle atrocità commesse, è tornato in cella il minorenne, oggi maggiorenne, che assieme ad altri 6 ragazzi ha violentato una 19enne palermitana. Si vantava sui social del gesto compiuto e continuano nel frattempo le manifestazioni di protesta di associazioni cittadini, mentre il prefetto annuncia: attiveremo un tavolo con il comune per censire tutte queste aree e valutare le azioni da mettere in campo. Serve un cambio culturale. Marco Gullà. È bastato leggere alcuni messaggi scambiati con un amico e alcuni post pubblicati sul profilo TikTok per convincere il giudice ad aggravare la misura cautelare al minorenne coinvolto nella violenza di gruppo lo scorso 7 luglio a Palermo su una 19enne. Lei si è sentita male ed è svenuta più di una volta. Troppe risate, scrive il minorenne ad un amico. Successivamente, al 19 agosto, quando è stato disposto il collocamento in comunità, il giorno dopo il minore ha pubblicato su TikTok alcune immagini con le seguenti frasi: chi si mette contro di me si mette contro la morte, le cose belle si fanno con gli amici. Tali nuovi e sopraggiunti elementi investigativi, si legge nel provvedimento del GIP Antonina Pardo, tratteggiano la personalità di un giovane che, lungi dall'aver avviato un percorso di consapevolezza del gravissimo reato commesso, così per lui si sono riaperte le porte del carcere Malaspina. E continuano nel frattempo le manifestazioni di associazioni cittadini, ieri a protestare le donne dell'Udu. Una vicenda veramente terribile. Noi ogni 24 organizziamo a Palermo da aprile del 2022 un presidio di pace contro la violenza, perché la guerra è una delle manifestazioni purtroppo più brutali di violenza. Abbiamo deciso in questo contesto, in questa situazione, di unire le due cose. E perché? Perché lo stupro e la guerra sono purtroppo prodotto della cultura, anzi incultura patriarcale. Puntiamo a mettere in sicurezza quelle aree abbandonate che possono essere oggetto di attività abusive o rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Attiveremo un tavolo con il comune per censire tutte queste aree e valutare le azioni da mettere in campo. Lo ha detto il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, a margine di una riunione con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del capoluogo. Io non sono carne. Da Maria Elena Boschi a Maria Grazia Cucinotta si mobilitano in rete i personaggi della politica e dello spettacolo contro la violenza sessuale. A Catania nasce una chat Telegram per segnalare luoghi e situazioni poco sicure per le donne. Simona Mazzone.
Da Maria Grazia Cucinotta a Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo, Alessandro Preziosi, Maria Elena Boschi, per citarne alcuni. Sono decine i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, migliaia gli utenti social che hanno aderito alla campagna #Io non sono carne per manifestare vicinanza alla 19enne vittima dello stupro di Palermo da parte di un branco di 7 ragazzi. Un grido che nasce proprio dalla frase agghiacciante di uno degli indagati che in chat si giustificava: la carne è carne. E no, donne e uomini non sono carne, è il messaggio unanime dell'iniziativa che ha riunito in pochissime ore tanti personaggi dopo la prima forte reazione sui social di Ermal Meta. Rabbia, disgusto, tristezza, paura e un gran bisogno di giustizia. Io non sono carne, scrive Carolina Crescentini. Oggi tocca a noi scendere in campo, dobbiamo essere libere di dire no ad una relazione tossica senza rischiare la vita. Servono pene esemplari, non possiamo più sentire se l'è cercata, scrive in un lungo messaggio Adriana Volpe. Se da un lato c'è una grande mobilitazione contro la violenza, purtroppo fatti di cronaca con vittime le donne non si arrestano. Accade a Caivano, in provincia di Napoli, 2 cugine di 13 anni violentate da un gruppo di 6 adolescenti al parco, o a Firenze dove una 26enne australiana alla pari, mentre si trova in discoteca, viene trascinata nei bagni del locale da un nigeriano che dopo aver chiuso a chiave abusa di lei, solo per citare gli ultimi. Una violenza dilagante, amplificata ancora di più dalla caccia irrefrenabile di notizie, dettagli, filmati da vedere e condividere sui social che nell'era della globalizzazione e della realtà virtuale creano una vera dipendenza. La sete di guardare un tempo si limitava al buco della serratura, oggi passa attraverso la rete. Ma c'è anche l'altra faccia, che i social li utilizza per fare gruppo e per lanciare messaggi positivi, come appunto la campagna Io non sono carne, o per ritrovarsi insieme, striscioni al petto e bandiere in mano, nelle manifestazioni nate a Palermo o a Catania, con un affollato corteo in via Etnea organizzato da Non Una di Meno e Mi Cuerpo es Mio, insieme ad associazioni e movimenti contro la violenza. Qui è nata l'iniziativa di una chat Telegram Sorella, non sei sola, utile alle donne per segnalare momenti e luoghi in cui ci si sente poco sicure. Non Una di Meno si riunisce a Catania nella sede del consultorio Mi Cuerpo es Mio in via Gallo 1 tutti i giovedì alle 19. Basta paura, dicono, è ora di trasformare la rabbia in forza collettiva. Un'intera città ieri a Mister Bianco ha partecipato ai funerali di Natale Bruno, il nostro collega scomparso prematuramente e improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Una persona per bene e un cronista di primo ordine, il ricordo degli amici e dei colleghi. Tonino De Mana. Nella sua Mister Bianco, epicentro di un terremoto che ha sconquassato gli animi per la sua prematura scomparsa, giunta improvvisamente a soli 59 anni, Natale Bruno ha unito tutti. Familiari, in testa la coraggiosa mamma Teresa e al suo fianco l'inseparabile Santa. Istituzioni, rappresentanti delle forze dell'ordine, colleghi, amici e tanta gente comune che gli hanno tributato l'ultimo saluto nella chiesa madre. Sulla bara tanti fiori, una foto ed un microfono, uno degli strumenti del mestiere di noi giornalisti. In oltre 30 anni di onorata carriera spesa tra TV, la sua telecolor e carta stampata, Natale aveva intrecciato rapporti con centinaia di persone. Ha raccontato con dovizia di particolari fatti di cronaca di mezza Sicilia. Si è ritrovato nel bel mezzo di una scossa di terremoto in diretta mentre conduceva il telegiornale. Lui, impassibile, è andato avanti. E non erano impassibili, invece, i tanti presenti che hanno voluto stringersi attorno per l'ultimo saluto. Alcuni hanno voluto ricordarlo con una testimonianza, come i colleghi Francesco Lamiani e Roberta Lunghi, entrambi assaliti dalla commozione. Tu sarai mancanza, ma noi prenderemo tu, professore. Lacrime e tanti applausi per un'uscita di scena avvenuta troppo presto. Ciao Natale, la tua redazione. Rabbia, lacrime e tanta commozione per una morte assurda. Nel tardo pomeriggio di ieri al cimitero di Favara, nell'Agrigentino, è stata tumulata la salma del bambino ivoriano di 1 anno e mezzo morto nel corso di un recente naufragio al largo di Lampedusa. Presente al rito funebre anche la giovane mamma straziata dal dolore. Davide Sardo. Il dolore straziante di Marianne, la giovane madre ivoriana che ha appena dato l'ultimo saluto al figlio di appena 1 anno e mezzo al cimitero di Favara nell'Agrigentino. Il piccolo Mohamed Junior Diomande è morto nel corso di un naufragio lo scorso 8 agosto al largo di Lampedusa. Rabbia, lacrime e tanta commozione per una morte assurda, inaccettabile. La piccola bara bianca è stata tumulata nelle cosiddette colombaie accanto ad altri bambini e bambine migranti, alcuni senza nome, morti nelle traversate del Canale di Sicilia.
Il corpicino di Mohamed era sbarcato a Porto Empedocle nei giorni scorsi, dopo che la madre ha riconosciuto il cadavere nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Ieri gli è stato celebrato un breve funerale musulmano alla presenza, tra gli altri, dell'imam e dei rappresentanti islamici dell'associazione Oltremare di Agrigento, che chiedono di fermare queste stragi. Bisogna bloccare i trafficanti, arrestarli sicuramente, questo è quelli che li portano in mezzo al mare, li portano alla morte praticamente, si prendono tutta la colpa loro, anche nell'altra vita, nell'aldilà non c'è nessun perdono perché la causa principale sono loro e bisogna fare politicamente qualcosa per finire e cercare di dare un limite a tutto ciò. Presente alla cerimonia funebre anche il viceprefetto di Agrigento Gabriele Barbaro ed il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Ogni volta che tumoriamo purtroppo dei bambini c'è sempre un misto fra rabbia e dolore, oggi in modo particolare perché poi la mamma ha portato una foto del bambino ed è stato qualcosa di veramente duro da sopportare, ne abbiamo viste tragedie, però quando poi ti colpisci in questo modo è dura da sopportare. La mamma di Mohamed ha deciso di rimanere a Comitini, ospite di una cooperativa sociale, per recarsi spesso al cimitero di Favara. Non solo fiori, ma sopra la bara bianca è stato poggiato un peluche, un piccolo elefantino con il quale giocava durante la traversata della morte il piccolo Mohamed. Intanto il vandalismo prende piede anche a Lampedusa. Incuranti del dramma dei migranti ignoti hanno dato fuoco a un barcone che era sistemato nella casa della Fraternità in via Madonna, un raid che ha messo in pericolo un gruppo di viaggiatori ospitato proprio lì e assistito dai laici comboniani di Palermo. E una notizia di agenzia riguarda 4 tunisini che sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento perché sono tornati attraverso la frontiera marittima di Lampedusa sul territorio italiano nonostante fossero stati già destinatari di un decreto di espulsione. E un uomo di 40 anni è morto in mare, in contrada Ginestra, a Termini Imerese, nel Palermitano. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo senza successo, intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto. E cambiamo argomento. Primavera, giornata di controesodo sulle strade siciliane in uno degli ultimi giorni di caldo intenso. Code e rallentamenti tra Villafranca e Messina sulla A20 e agli imbarchi dei traghetti attesi anche di 2 ore. Tanti gli italiani e i siciliani che hanno scelto agosto per le vacanze. Francesco Triolo. Quarto ed ultimo fine settimana di agosto da Bollino Rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze si prevede un traffico intenso verso le regioni del centro-nord, in particolare ANAS stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi 500.000 nelle ore di punta. Attenzione alta anche sulle autostrade siciliane. Stamattina il Consorzio Autostrade ha segnalato code e rallentamenti a causa del traffico intenso lungo l'autostrada 20 Messina-Palermo nel tratto tra Villafranca e Boccetta in direzione Messina. Agli imbarcaderi di Messina attese anche di 2 ore. Dalle 12 di questa mattina in poi si è registrato un aumento costante dei mezzi in arrivo dallo svincolo di Boccetta e diretti agli imbarchi di Caronte Tourist e di Blue Ferries. In totale sono 11 le navi in servizio che fanno la spola tra le 2 sponde dello stretto. Monitoraggio continuo per evitare il blocco della viabilità e da oggi sino al 5 settembre a Messina disposto il divieto di transito per il traffico cittadino del Viale della Libertà destinato esclusivamente alle auto dirette verso il serpentone dei traghetti. L'andamento medio del traffico nel mese di agosto, nel confronto con lo scorso anno, sta evidenziando un aumento del 2%, soprattutto nei giorni festivi, dato che sottolinea un maggiore spostamento quest'anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare si registra un aumento del 4% nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 rispetto all'omologo fine settimana di Ferragosto 2022. E secondo Coldiretti sono 37 milioni e mezzo gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'estate 2023. Molti i siciliani che hanno scelto proprio il mese di agosto per le vacanze. Un ultimo weekend di agosto che si preannuncia caratterizzato da caldo afoso e possibili temporali tra bollino arancione per le ondate di calore ed allerta gialla per il rischio meteo. Le temperature massime andranno dai 30 ai 34 gradi, ma quelle percepite toccheranno anche i 40 gradi a Messina e nel Siracusano.
Dopo la chiusura delle case di riposo abusive di Siracusa, Avola, Carlentini, Melilli e Rosolini, a Pachino un'altra casa è stata sequestrata dai carabinieri perché non in linea con gli standard ricettivi e perché il responsabile non ha fornito neppure la documentazione necessaria. Anche a Scicli sono state sospese 2 strutture con carenze igienico-sanitarie e strutturali. E le ultime cabine telefoniche saranno rimosse anche in Sicilia entro i prossimi giorni. È la fine di un'epoca lunga oltre 70 anni, fatta di gettoni, code, corse per prendere la cornetta, telefonate al fidanzato, alla fidanzata o ai genitori. E c'è già chi le ricorda con nostalgia. Eva Spampinato. Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento? Era la super classica delle telefonate, quella che non poteva mancare nel repertorio degli italiani dal 1952, anno in cui fu installata la prima cabina telefonica, fino alla fine degli anni 90, quando i telefonini cellulari presero il sopravvento su quelli fissi. Da allora ad oggi la cabina telefonica ha cambiato forma, colore, cornetta, tasti, passando dalla manovella ai bottoncini digitali, ma non la sostanza romantica dell'ultimo residuo tecnologico del Novecento, attraverso il quale sono passati sogni, appuntamenti, ricordi, amori e che da domani verrà definitivamente mandata in soffitta. Ci siamo nati, ci siamo cresciuti, le prime telefonate alle prime fidanzatine, alla mamma, sono arrivato a casa. E se gli over 40 hanno molti ricordi legati a questo strumento di comunicazione, i più giovani fanno fatica anche a ricordarne il nome. Cos'è quella? Postazione sarà dismessa? Una postazione? Ah, è la cosa del telefono, dove si chiamava prima? Hai mai utilizzato una cabina? Onestamente no. Non si poteva uscire di casa senza i gettoni. E se non avevi monetine in tasca, le chiedevi agli amici. C'è poi chi la cabina la utilizzava per le chiamate anonime. Pronto? Vigili urbani di Pietrammare? Questa è una telefonata anonima, neanche noi lo sappiamo chi siamo. E chi per gli scherzi telefonici. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Sì? Sono la governante del Conte di Simone. Scherzi ingenui che disegnano il quadro di un'Italia vintage, verace e lontana. Gli scherzi telefonici dei ragazzi di oggi purtroppo hanno il sapore amaro del sexting, del revenge porn, della violenza verbale e visiva. 4 furti nella stessa sera, ma il quinto gli è stato fatale. A finire in manette a Palermo un uomo di 61 anni arrestato dalla polizia. Aveva ancora con sé soldi, gioielli, orologi, una refurtiva pari a 15.000 euro. I colpi in via Alessi e in via Marchese di Villa Bianca. L'allarme è stato lanciato quando l'uomo stava cercando di fare razzia nel quinto appartamento. Altre 3 persone invece sono state arrestate dai carabinieri dopo un furto in casa ad una 89enne. Adesso c'è la pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità. Chi visita in questi giorni la zona delle Saline di Marsala può godersi uno spettacolo unico, la raccolta del sale. Anche quest'anno si fa dal pomeriggio fino a sera per impegnare gli addetti nelle ore meno calde della giornata. Nelle immagini i salinari della Sosalt, eredi di una lunga tradizione, si muovono tra le oltre 100 vasche nel cuore dello stagnone, pale piatte alla mano, per selezionare il sale integrale. L'obiettivo è quello di perpetuare la memoria e naturalmente incentivare anche il turismo. Bellissime immagini. Parliamo di spettacoli, tutti i sogni ancora in volo. Massimo Ranieri nella Valle dei Templi con un concerto che ha emozionato gli oltre 4.000 spettatori. Davide Sardo. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me. Per Massimo Ranieri è un ritorno a casa. Per la 4ª volta si è esibito ad Agrigento nella Valle dei Templi portando il nuovissimo spettacolo dal titolo Tutti sogni ancora in volo, che sta facendo il Giro d'Italia. Ideato e scritto da Edoardo Falcone, Massimo Ranieri è uno show tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.
È una parola molto ricorrente nel vocabolario di Ranieri. Il sogno per il cantautore partenopeo è vitale, irrinunciabile, da alimentare a qualunque età. Mia sete, mia salvezza. Dopo il fortunatissimo Sogno e Sondesto, che vanta oltre 800 repliche, anche quello visto ieri sul palco del Teatro della Valle dei Templi è stato un Massimo Ranieri in grande forma, che ha offerto al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio. Se vuoi non ti darò dei consigli, non servono, ho fatto già troppo. In scaletta anche brani nuovi scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra cui Pino Donaggio, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi e Bruno Lauzi. Canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo. L'importante è respirare il profumo delle cose belle, non cadere nella forte tentazione. Adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di sport. Parliamo di sport, di calcio. A una settimana esatta dall'avvio della Serie C siamo stati allo stadio Angelo Massimino di Catania, che sarà consegnato in tempo per la prima di campionato che vedrà opposto il Catania al Crotone. Marco Carli. Il colpo d'occhio del Massimino a una settimana dal via del campionato, una corsa contro il tempo, le tappe bruciate per consegnare lo stadio non nel febbraio del 2024 come previsto, ma prima dell'esordio del Catania in Serie C. Gli interventi sul manto erboso, rasato per consentire all'erba di respirare meglio e avere un green dal colore uniforme in seguito. La nuova pista d'atletica rigenerata e poi i seggiolini in tutto lo stadio, questi quelli della tribuna VIP, l'illuminazione e i posti recuperati per gli spettatori con i lavori che hanno ridotto lo spazio per il settore ospiti. I settori essenziali consegnati 6 mesi prima è sicuramente un miracolo. E più tanti altri lavori silenziosi sull'antincendio, sull'impianto idrico, uno step che parte dall'ultima partita con il Sorrento, ahimè, la brutta partita con il Sorrento, sino ad oggi, quindi davvero poco tempo, e in poco tempo sono stati conclusi tanti progetti in tanti settori. Il tempo corre, ma poi ci sarà spazio per altri interventi. Proprio ieri abbiamo fatto un sopralluogo proprio col sindaco Trantino per vedere lo stato dell'arte e devo dire lui è rimasto molto soddisfatto. Ci sono ancora tante cose da fare, tante piccolezze da sistemare, dalla verniciatura un po' di tutte le tribune, dalla sistemazione di altri bagni, dalla collocazione del maxi schermo che sarà fatto proprio subito dopo la prima partita, così come anche l'impianto audio sarà installato nelle prossime settimane, e quindi tanti piccoli lavori che naturalmente non sono influenti sull'inizio del campionato, perché come sapete le cose fondamentali sono state comunque tutte portate avanti e quindi siamo certi di arrivare all'appuntamento dell'1 settembre appunto in tempo per poter disputare Catania-Crotone. 5 gol in amichevole per il Palermo, ieri sera al Barbera contro i maltesi del Melita, gol di Brunori, doppietta di Soleri e poi in rete di Mariano e Valente. Marco Gulà. 5 gol per mantenere alta la concentrazione e avvicinarsi al prossimo impegno di campionato che sarà martedì in trasferta a Reggio Emilia. Il Palermo ieri sera in amichevole ha sconfitto per 5-1 i maltesi del Melita. Esordio per il terzino sinistro danese Lund. Brunori la sblocca nel primo tempo, gran bel gol il suo. Dopo varie occasioni nella ripresa il Palermo raddoppia con Di Mariano su punizione, poi doppietta di Soleri e marcatura finale di Valente. I maltesi segnano su punizione il gol della bandiera rosanero che mettono benzina in vista dei prossimi impegni. Oggi era l'idea di presentare tutti i ragazzi alla nostra gente, visto che era la prima partita che facevamo a Palermo. Nel primo tempo ho scelto una squadra molto tecnica, qualcosa in non possesso non abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo la squadra era più equilibrata da questo punto di vista. Abbiamo fatto bene la fase di non possesso, fatto molto bene la fase di possesso anche per un calo fisiologico loro. È vero che nel primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, un paio di gol secondo me annullati, non so se fossero fuori gioco o meno. Questa era un po' l'idea, insomma, di fare una sgambata, di presentare i nostri giocatori al pubblico. La partita è stata fatta con generosità, con voglia,
e questo era importante. Mercato, il Palermo strizza l'occhio a Di Francesco del Lecce, presentata un'offerta. I rosa intanto osservano anche il profilo di Aramu in uscita dal Genoa, ma c'è parecchia concorrenza in uscita Savic e Damiani. È tutto, il telegiornale torna più tardi, grazie per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di giornata.